sta in noi, la speranza sta dentro di noi, di cercare nell'uomo superiore che c'è dentro di noi, dove regna l'ordine. Ecco, cercare in questo possibilmente di essere il più possibile umani. Non farsi vivere dagli altri. È anche bello, cioè quando si può capire e godere della forma delle cose e il riconoscimento delle cose stesse, ma dobbiamo avere coscienza di questo. E allora si può godere di ciò che è bello, della bellezza in sé per sé, anche come mezzo e come fine. Il critico è praticamente la nascita, la morte e la resurrezione. Sono, diciamo così, le tre note che racchiudono in sé tutto il percorso, diciamo, di quello che si dice oggi la redenzione di nostro Signore. Lei ha rappresentato l'umanità in questa parte del trittico. Sì, esattamente, l'umanità di oggi ci ho messo dentro in un certo senso, l'avidità al denaro, come vede Giuda butta via tutto questo, che è il prezzo del tradimento. Poi in prima linea qui sotto, cioè vede uno che si appoggia e con le mani si copre il volto. E sarebbe praticamente, siamo noi, l'ultimo che passa per la strada, ecco. Colui che è stato coinvolto nella piazza a gridare crocifiggerlo, però non sapeva che cosa stava facendo. Difatti Cristo, prima di morire, dice perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ci sono talmente tante possibilità davanti agli occhi dell'uomo moderno che dice a un certo momento devo stare molto attento delle scelte che faccio. Cioè quando si può capire e godere della forma delle cose e il riconoscimento delle cose stesse, ma dobbiamo avere coscienza di questo. E allora si può godere di ciò che è bello, della bellezza in sé per sé, anche come mezzo e come fine.